Buongiorno amici, siamo pronti a partire per la Sardegna 2024. Un'edizione particolare quella di quest'anno perché in quanto segnata da due grandi assenti, il presidente e Mattia. Un'altra assenza del nuovo arrivato Andrea, che avrebbe dovuto partecipare ma purtroppo ha avuto una piccola disavventura sabato scorso e quindi non riesce ad essere con noi. Ciao bambino, comprati una moto. Adesso un po' di autostrada, vado a incontrarmi col mitico Fox all'autogrill di San Zenone e dopo andremo in Valtrebbia, prima per un pranzo con un mio amico di lunga data, poi faremo tutta la Valtrebbia fino a Genova dove ci incontreremo con gli altri due mancanti che sono Anto, The Sec e l'altro Andrea. Abbiamo un'inflazione di Andrea nel gruppo del Manzo. Quanto sei cogliona, porca puttana. Brecciolino. È bella la Sardegna, ma anche più sentire, ha degli scorci. Mettiamo qua? Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. Portando peperoni. Sei un po' in mezzo, Sempre carina anche la Valtrebbia, dai. Uscita verso Genova. Ora speriamo che il traffico su sta benedetta autostrada sia un po' più scorrevole, perché caspita, 20 minuti sulle tangenziali di Milano mi hanno fatto venire il mal di testa. Aveva ragione Max, bisogna prendere l'intera giornata e farci un giro della mattina. Ci siamo quasi. Il piano su per giù è questo: 2:30. L'arrivo è previsto nel posto dove voglio andare alle 3:30. Perché non parlo di Genova? Perché ho deciso di andare al mare. Ricordo questa bella spiaggetta da Renzano e voglio andare a vederla. Almeno una vacanza di 4 giorni potrò gestirmi un mezz'oretta di mare, no? L'idea è quella, arriviamo lì alle 3:30, veloce birrettina, assaggiamo il mare, magari pucciamo i piedi, alle 4 andiamo via, alle 4:30 siamo a Genova. È un piano infallibile. Com'è che fa quella canzoncina sulla mia torpedo blu? Questo arriva più riscemunito di me dove sta andando. Ah, ma vedi che c'è anche la copertina per coprire l'altro posto? Inizio a pensare che sia un'idea del cazzo, però vabbè, ormai sono qua. Usciamo a Ventimiglia, come consigliato dal Tedescone. Andiamoci di qua, andiamoci di qua. Ma che bello ragazzi, ma che bello! Bella questa macchina gialla. Anche il volante coperto così da un coso mimetico, veramente fico. Godetevi il mare perché penso che sarà l'unico scorcio di mare che vedrete in questa vacanza col Manzo Team. Piazziamola qua, vicino a queste altre motorette. Anzi, giù di qua così, guarda. Così andrà benissimo. Qui se passa un vigile ci leva anche le mutande, però vabbè. Ho trovato una buona focaccia, una bella birretta. In Liguria la focaccia è molto più buona. Non ce n'è. Questa è la spiaggina, non è quella che mi ricordavo onestamente. Mi ricordavo con un po' più di sassi, ma va bene comunque. Il mare non è così orrendo.
piace tutte cose. Vedi, a tutti gli stagisti di Milano che si stanno spaccando il culo, guardalo lì, lui fa il bagnino. Mi ha detto che non andava al post così, magari ti intasca anche la birretta e la focaccina. C'è di fianco la sua ragazza in costume, 7 di giugno, non c'è un cazzo da fare, è tutto vuoto, ma chi lo ammazza? E voi siete a fare lo stage KPMG. Guardalo lì, capito? Mica scemo. Ta-da! Il mare, ragazzi. Grande progetto è questo, evitare di farsi tirare a Genova. Madonna, guarda che bordello. Questo è incazzato nero perché giustamente siamo tutti un po' in mezzo a cazzo. Guardali qua, che bordello c'è, oh. 1 milione di moto. Che bel regalo prima di partire. E alla fine ci siamo ricongiunti, Giacomo e Max. Io non metto i guanti, io devo prendere i 1000 biglietti. Cazzo, che mega gommone, oh! Siamo all'imbarco Traghetti e i ragazzi sono saliti su. Non potrò mai fare il dentista perché allo specchio non riesco a puntare neanche il dito. Comunque, Terminal Traghetti. Questa è tutta Genova. E appena uscita da lì la guardia di finanza si è fermata a guardare le moto. Ha detto, oh che belle, complimenti. Io ero tutto ringalozzito. E poi fa, la tuono quella? Sì. Dico no, 2017 credo. Che bella, complimenti, che bella. Dico il tedescone, che siamo abituati a avere tutte queste feste e scodinzolamenti, però le 2 KTM sono carine, no? Sempre la tuono, sempre la tuono, sempre la tuono. Ah, che fatica. Grandi navi veloci. Senti che rumore fa la tuona. Oh, porca puttana, con una mano stavo guardando lui, non mi ero minimamente accorto che c'era la curva. Pensavo ci facessero l'ennesimo controllo biglietti. Arrivo. Guarda le Cnusa. Queste se le facciamo tutte stanotte. Siamo in cabina. Io e Max condividiamo una cabina doppia. Cosa mangiamo anche stavolta? Pizzettini. La pizza! Noi siamo da bere la Peroni Gran Riserva, quanto costa per 7,50 €? Tutto uguale. Tutto uguale, buono. Fa un po' più caldo rispetto al nostro. Ciao.